Buon martedì, ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV. Vi aspettavo perché oggi assieme a Paola Astini e ad Emilio Gerboni nel loro Love e ovviamente assieme ai loro ospiti in studio andiamo alla scoperta di un partner difficoltoso, davvero di quelli che proprio non auguro a nessuna donna. Di chi parlo? Del partner Narciso. Incrociamo le dita, speriamo che non lo incontriate mai e se lo incontrate seguite i consigli di Paola ed Emilio. Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Love. Oggi abbiamo un argomento interessantissimo perché chi sia uomo o donna, solitamente, Emilio poi ci darà la sua in merito, c'è sempre all'interno della coppia chi è più narciso, quindi chi si guarda, chi si bea della propria immagine allo specchio rispetto all'altro. Come affrontare questo problema, perché può diventare un problema, soprattutto in un rapporto di coppia. Ne parliamo insieme al nostro dottore Emilio Gerboni. Grazie Emilio per essere qua. Prego. Grazie infinite e presentiamo i nostri ospiti. Partiamo da Paolo. Ciao, benvenuto. Buongiorno. Asia. Ciao, sono Asia, ho 19 anni e lavoro in gelateria. Perfetto. Una nuova amica. Io sono Erika, ho 19 anni e purtroppo ora sono disoccupata. Riposati, che non fa mai male. Io sono Brigida, ho 32 anni, sono giornalista, sono a Imola qui da 7 anni e vi ringrazio di nuovo per l'invito. Grazie a voi di essere qua. Allora Emi, io partirei da te. Chissà, insomma, ti sarà capitato nella tua esperienza di psicologo di affrontare il problema appunto del partner narciso. Quindi quando uno, dal mio punto di vista profano, uno magari dedica più attenzione a se stesso e dimentica un po' la coppia, come si può snocciolare il discorso? Diciamo che quello è uno degli aspetti problematici nella relazione, cioè proprio il fatto che spesso sono personaggi molto difficili, cioè hanno proprio un'incapacità nello stare in relazione e solitamente la partner, in questo caso molto spesso la partner, non è vietato il contrario, però spesso in studio diciamo che si vede più la parte femminile lesa. Quindi aspetta, è l'uomo narciso? Quindi cioè in questo caso ci sono entrambi, come abbiamo detto, perché questa è una particolarità, cioè oggi sono molte anche le donne che si possono permettere anche culturalmente, tra virgolette, si possono permettere di sviluppare una personalità o esprimere il loro narcisismo. Per alcune cose non sono predisposte anche per la natura, per alcuni fattori di natura, come il fatto di sviluppare un aspetto materno che le porta a dedicarsi all'altro. Okay. Però diciamo che spesso nella coppia viene confusa questa loro incapacità di stare in relazione con il fatto che questa persona non vuole me, quindi c'è un rifiuto. Invece il narciso nel vero senso non sa stare in relazione. Un'autrice che ha parlato molto approfonditamente, discriminando tutte le varie varianti che ci possono essere nelle personalità narcisistiche, perché non è diciamo un'unica prospettiva, non è monodimensionale, è Umberta Telfner, che ha scritto proprio un testo che io consiglio alle donne perché è anche un manuale di sopravvivenza, che si chiama Ho sposato un narciso, dove tratta appunto di tutte queste tematiche legate al narcisismo. È una definizione che può in un certo senso dare l'immagine di quello che può essere un narciso, il fatto che è come noi ci troviamo di fronte a un bambino ferito che cerca di essere salvato da se stesso. Questo è quello che c'è dietro, quella maschera, quella corazza che spesso si mostrano di grandiosità e che appunto nasconde la ferita, la famosa ferita narcisistica che cerca di riparare nel contatto con l'altro. Benissimo, quindi insomma non è soltanto un cliché a quanto pare, quindi non è soltanto l'uomo depilato, palestrato che si guarda allo specchio che qua che là, ma probabilmente dietro la maschera c'è qualcos'altro. Sentiamo i nostri ragazzi. Chi ha il microfono? Brigida, ti è mai capitato? Sì, io se posso dire la mia parto dal presupposto che gli uomini sono tutti un po' narcisi. È chiaro che non è che tutti sono dei narcisi patologici, però una dose di narcisismo ce l'hanno un po' tutti e per quel che mi riguarda io ho conosciuto sia uomini narcisi dal punto di vista fisico, c'è una cura maniacale della persona, palestra, cremine, lampade e invece anche dei narcisi sotto il profilo intellettuale, cioè questa presunta superiorità intellettuale, io ne so più di te, ho sempre ragione io,
e sono due tipi di narcisismo molto brutti entrambi. Poi c'è quello che ce le ha tutte, C'è e a quello quel poi punto che si ce le cambia ha tutte, strada, che è perché anche non c'è peggio. modo. Io li squadro un po' subito, si capisce almeno per l'esperienza che ho io quando, che ne so, anche al primo appuntamento o quando l'hai appena conosciuto ti dicono io nella vita ho avuto sempre delle gran belle donne, non ho mai avuto delle donne brutte, cioè già lì tu dici questo è molto più innamorato di se stesso, e poi anche nei suoi rapporti, cioè anche quando deve far colpo su una donna, come fa a fare colpo? Ti dice ho avuto delle donne bellissime, quindi comunque dare un'importanza all'aspetto fisico piuttosto che all'interiorità di una donna, per me questo è simbolo poi di essere anche un po' narciso, e poi come la intendo io, a mio avviso anche un po' piuttosto superficiale, quindi io ho sempre un po' una diffidenza rispetto a questi uomini qui che si presentano subito così. Io anche perché evidentemente non hanno grandi argomenti se non la mostra ennesima di quello che hanno e non di quello che sono. Questo è assurdo. Però è anche vero, tu hai detto una cosa molto interessante all'inizio, l'uomo tende ad essere un pochino narciso perché forse più della donna ha bisogno di conferme, quindi ricerca anche su se stesso, verso il suo specchio, magari di colmare delle insicurezze. Quindi forse oltre che l'ammirarsi c'è proprio la ricerca di conferma, che a volte viene scambiato per narcisismo. Asia, tu sai che sei giovanissima, poi adesso la nuova generazione sono tutti strafighi, tutti... Sì, però devo dire che per quanto mi riguarda, per la mia esperienza personale, non mi è mai capitato con un ragazzo, ma con amiche piuttosto. In particolare a me è successo con una mia amica, che ora non ci vediamo più, infatti per questo motivo qui, perché io non tollero il narcisista. Però non per quanto riguarda cioè non il narcisismo estetico, cioè non per la cura di se stessi, ma più che altro superiorità intellettuale. Una cosa mostruosa, questa persona si credeva di essere l'unica persona al mondo che frequentasse un'università, che sapesse tenere un discorso intelligente. Sapeva tutto lei, faceva tutto lei, era superiore a qualsiasi persona, anche ai genitori, a qualsiasi persona, più grande, più piccola. Gli potevi dire qualsiasi cosa che... Niente, lei era l'unica intelligente, l'unica che sapeva le cose come stavano. Ad esempio, faccio un esempio stupido, però sul social network, su Facebook ad esempio, lei scrive... Qualsiasi link che lei scriva, qualsiasi stato, lo copia, insomma, che poi alla fine si vede, alla fine vedi tutto su Facebook, quindi alla fine te ne rendi conto, copia qualsiasi link, cioè i link proprio stati di Facebook, capito? Quelli proprio stampati da... Sì, esatto, stampati da... copia i post più sì, popolari, i post proprio, non scritti da altre persone, proprio quelli... Proprio le immagini, gli autori, di filosofi. Ok, quindi le citazioni colte. Però come magari come farebbe chiunque magari che condivide o mette un mi piace. Lei lo scrive come stato. Lei lo scrive, poi ovviamente arriva a 1000 mi piace, perché sono cose, cioè veramente da una gran cultura, cioè da persone colte, insomma. E tu vai a leggere i suoi commenti. Sì, stanotte sono stata tutta la notte sveglia a leggere, a ragionare su quello da scrivere, proprio, cioè, non so, è... E invece ha fatto invece un puoi vedere che sono copia e tutti incolla, copiati. d'accordo. Sì, io con questa persona qui col tempo mi sono accorta piano piano, se no io chiudevo subito i rapporti. Però col tempo mi sono proprio accorta che, cioè, da una parte, guarda, forse talmente narcisista che ti condizionava. A me condizionava tantissimo, perché cioè, ci credevo proprio, me le faceva credere le cose, cioè proprio condizionava tantissimo, ma anche condizionato tante volte anche nei rapporti con altri amici, altre amiche. Diceva io sono meglio di quella persona lì, lascia stare. Poi alla fine ti rendi conto che invece è quella persona lì che è quella più da... sì, anche perché la cioè, saccenza è un grandissimo segno tantissimo. invece di ignoranza. Io e i narcisisti proprio... Dopo conosciuto questa persona qui li riconosco a chilometri e li tengo alla larga, cioè non...
Chissà poi, Emilio, poi tu mi dirai che cosa scatta in una persona che ha bisogno di arrogarsi anche il diritto altrui, insomma, copiare, fare un copia e incolla di una citazione di un filosofo piuttosto che di un... Che cosa comporta? Cioè l'attirarsi attenzioni benevole perché uno non sente di poter fare meglio da solo? Oppure per la certezza di essere approvati? Allora, sicuramente iniziamo a dire che fare citazioni colte non di per sé è qualcosa di negativo, no? Nel senso per carità. Nel senso che sicuramente una persona che ha cultura Certo, purché sia palese, pertinente, insomma, solitamente che sia farina del tuo sacco, ecco. Certo, esatto, che perché qua mi pare di aver capito, Asia, No, se esatto, non sbaglio. sì, no, se fosse, cioè, se viene da te, anzi, c'è tutto di... Invece queste erano frasi prese da altri, tutte prese. ma fatte passare Cioè, per... proprio un voler aspetta, far quindi vedere che sei lei copiava che... le frasi degli altri dicendo che che fossero le sue. Come solo se che alla fossero fine, le ad esempio, sue. ecco, no, io pensavo che era una questo citazione. dicevo, no, sì. solo che ad esempio in questo caso un social network alla fine le cose le vedi comunque, cioè, capito? Vai a vedere le pagine, le cose, le vedi, alla fine dopo un po', cioè, smascheri Certo. le persone dopo un po'. Certo, Cioè, anche dopo perché un po' non sei più si credibile. diffondono talmente tanto oggi che sì, sono diventati sì. tutti filosofi. Comunque, no, diciamo, sicuramente un aspetto è quello che hai detto tu. Il narcisista ha un bisogno di conferma di sé costante, per cui dipende tantissimo dagli altri. È come se senza la conferma degli altri lui non esistesse, proprio scompare. Di conseguenza il suo nutrimento è un po' come un vampiro che ha bisogno, no, di nutrirsi. Ma perché non lo cerca da se stesso? Quella sarebbe la cura. Il problema è che lui non riesce a vedersi e un meccanismo di difesa è quello della negazione della sua fragilità e della sua debolezza. Di conseguenza non può intervenire su qualcosa che non vede. Chiaro. Infatti è proprio con anche questa persona qui, la ricerca dell'approvazione. Cioè anche magari quando se ne parlava, anche soltanto una foto, hai visto mi hanno messo tantissimi mi piace, vuol dire che sono bella, cioè anche voi dovete fare come faccio io, proprio la ricerca dell'approvazione, dell'insistenza di questa cosa, che devono avere l'approvazione di tutti. Io non so, non ne capisco. Ognuno che dobbiamo fare. Però sì, effettivamente, poi pensandoci ce ne sono tantissimi di atteggiamenti reiterati in questo senso, chi più, chi meno, chi più marcato, chi più sapientemente studiato, però effettivamente insomma, mi pare abbastanza evidente e comune. Ecco. Dai tuoi esempi, Asia, grazie, mi vengono in mente tanti personaggi che conosco io che effettivamente fanno esattamente la stessa cosa. Io ho avuto un partner che era abbastanza, cioè viveva tutto per lui, doveva essere tutto per lui, ma secondo me era una cosa dovuta a una mancanza di quando era piccolo. Cioè lui ritraeva la madre, la compagna che doveva sempre avere qualcosa della madre. Se non aveva la cosa della madre la poteva usare tranquillamente, però la eliminava subito, cioè la trattava male, però la doveva avere. E in questo che cosa, in questa esperienza vedevi del narcisismo oppure la ricerca della madre, quindi un complesso? No, anche del narcisismo, nel senso che lui per attrarre, solo lui sapeva fare, per dire, il suo mestiere, lui è un parrucchiere, solo lui sapeva fare determinate cose, diceva di poter dare solo lui quello che poteva magari dare anche un altro professionista, solo lui poteva dare quello che cercavi. E io stavo diventando così, cioè nel senso io ho passato un periodo in cui per piacere cercavo la conferma da altri, per piacere io, perché ero a contatto con questa persona. Quindi non per piacere a lui, ma magari anche ad altri. Quindi stavi riproiettando su te stessa i suoi Esatto, vizi, quindi esatto. la sua ossessiva Stesso ricerca identico. di conferma. Esatto. E anche in famiglia ho un caso così, nel senso che questa mia cugina, questa mia parente si atteggia, si adula in una maniera
io non so come faccia. Ecco, perché mi sono adularsi resa infatti è il conto- termine giusto, perché a volte, insomma, degli esempi, magari il narcisismo può essere scambiato con saccenza, arroganza, perché una persona che pensa di saper tutto non deve essere per forza narciso, può anche credere di essere davvero il migliore, allora diventa saccente, arrogante, superbo. Invece il narciso, se io penso proprio al mito di Narciso ovviamente, mi viene in mente uno che si adula, che invece perde il giorno a guardarsi allo specchio. Avete presente vi è mai capitato di andare a prendere un caffè, una pizza, un aperitivo con un uomo? A me è capitato un sacco di volte che si siede dietro la vetrata in modo che ogni tanto e tu lo vedi, capito, che allora un secondo perché cioè, manca solo che vada in bagno a incipiarsi il naso e abbiamo quindi è lì che tu rimani incredulo e dici non è possibile che io non mi sono ancora alzata per rifarmi il trucco e questo quindi lì davvero Vivono di sé, cioè non vedono altro che loro, ma per una ricerca, cioè loro ricercano proprio, loro sentono di non avere nulla e lo cercano negli altri, trovano qualcosa di decente in un'altra persona e se la fanno propria, perché non hanno nulla. Emilio, ti chiedo, il narciso tende a sminuire anche gli altri oppure è solo proiettato su se stesso? Può essere una delle strategie sicuramente per elevarsi, diciamo, per elevare la sua immagine, anche se diciamo che ci sono due prevalenti categorie di narcisi, soprattutto nella parte maschile, quindi c'è quello grandioso che quindi tende che è quello un po' di cui stiamo parlando, che poi tende ad esaltarsi, e poi c'è quello depressivo, cioè quello che poi può avere tra le strategie anche quella di svalutare gli altri, quindi di essere quello che un po' trasforma in vittima l'altra persona, di non essere compreso, di non essere capito perché in realtà lui è in un certo modo, no? È molto autodistruttivo come tipo di personalità, quindi sicuramente rientra. E nel rapporto di coppia perché un narciso che dovrebbe bastarsi da solo cerca in realtà un partner per aggiungere un potenziale adulatore? Allora, no, è proprio questo il problema, che il narciso non si basta da solo, ha sempre bisogno, come diceva Erika giustamente devo dire, cioè è sempre autocentrato su se stesso, però ha bisogno costantemente della conferma del mondo esterno, perché lui se no sente di avere un vuoto che non riesce a colmare. A colmare da solo. Cioè ingestibile. Sentiamo il nostro Paolo. Vabbè, io sono un po' Sei in minoranza, quindi oggi, devi portare alta la bandiera del popolo maschile. Ma c'è da dire che, vabbè, la maggior parte oggi, prendo anche me in considerazione, l'uomo è molto narcisista, specialmente negli ultimi tempi, ma questo credo che sia dovuto da una mancanza di alcuni sani principi proprio da quando si cresce da piccoli ad arrivare alla maturità, no? Nel senso che molto dipende dalle esperienze di vita, e due anche da quello che si vive nella società, perché ci sono tanti esempi come attualmente si sentono anche tante cose in TV e di quello che succede per quanto riguarda la mancanza di personalità proprio della persona. E quindi mancando una situazione personale, di carattere, allora uno cerca di appropriarsi determinate caratteristiche che non ritraggono a volte anche la stessa persona, no? E quindi specialmente nell'uomo, come a livello fisico, mentale, tante cose messe insieme, cerca sempre di essere al di sopra, anche per cercare di attrarre molto la persona femminile più che altro, a parte per mettersi in evidenza nei confronti anche degli altri uomini, a livello di sobrietà, di estetica e quant'altro, e poi subentra il discorso caratteriale, e anche a volte, specialmente nel rapporto di coppia, credo, il discorso a differenza della donna, l'uomo a volte manca di carattere come dire, a livello emotivo, no? Da parte della donna, come se alcune caratteristiche vuol copiare delle caratteristiche della donna, e quindi cerca di apprendere anche dalla donna alcune caratteristiche e farle proprie per mettersi in evidenza proprio questa fonte di narcisismo, come dire, no?
Per esempio, tu sei un bel ragazzo, sei curato esteticamente, e una donna, cioè quanto corrisponde il tuo corpo, il tuo aspetto estetico a quello che sei davvero? Vabbè, il primo impatto credo che sia la cosa fondamentale, come tutte le persone, l'occhio vuole la sua parte, è il primo aspetto che uno vede, l'aspetto fisico. Poi subentra tutto il resto, però l'aspetto fisico credo che sia a primo impatto è la prima cosa, perché l'occhio vuole la sua parte, quindi non è che poi subentra tutto il discorso. Ma tu ti riconosci? Ma credo che in minima parte tutti rientriamo un po' nel narcisismo, siamo tutti dei piccoli narcisisti, poi certo. c'è chi lo evidenzia un po' in più e chi lo mostra proprio esageratamente, sproporzionatamente, che poi secondo me diventano anche molto, molto arroganti e andare oltre il limite del narcisismo, perché poi diventa, dal mio punto di vista, anche insopportabile una persona. Certo, io sono molto d'accordo sulla cura anche dell'uomo, perché non è che per forza un uomo ha da puzzare, c'ha il pelo dappertutto, non va bene, nel senso che è assolutamente doveroso, anche soprattutto se hai una compagna accanto, curarti ed essere al massimo delle tue... Poi ci sono, a me vengono in mente per esempio quei palestrati enormi che in spiaggia quando li guardi sono convinti che ne stai ammirando la bellezza o la possenza, in realtà sono ridicoli e la gente li guarda perché sono dei mastrolini tipo tamugni che non si... È la stessa cosa per le donne, quelle donne con bocche, pigne dentro le guance con sti zigomi, tutte... Cioè, a un certo punto sono decisamente esagerate. Lì poi, dopo la pubblicità, vedremo, Emilio, secondo te, quanto il narcisismo si può legare nei tempi moderni anche con la chirurgia plastica, con tutto quello che è l'esagerazione. E ne parliamo dopo.